Quindi adesso non rimane che attendere ancora pochi istanti, 11:20, inizio della tappa di trasferimento che porterà alle 11:30 partenza piedi a terra da Camolli per questa 31esima edizione. Camolli Cimolais che si inserisce nella seconda tappa del 18esimo giro del Friuli Venezia Giulia Juniores, per cui da poco grande ciclismo qui da Pordenone.
ispirarsi davanti. Ragazzi, salve a tutti, direzione corsa. Allora, ascoltatevi 2 minuti. Primo, correte con testa, non prendete rischi, correte in sicurezza. Nel trasferimento, concentratissimi, non chiacchierate. Se qualcuno ha problemi, poi al chilometro 0 lo fermiamo. Ok? In caso di pioggia, correte con testa. Buona gara e buon giro a tutti! Vi dovete restringere a piedi a terra, le maglie di nuovo davanti, chilometro 0, piedi a terra, le maglie davanti, piedi al sindaco, ok? Adesso da qui. Bruno, sto qua? Sì, stai qua. Bruno Battistella, siamo alla partenza della seconda tappa, in realtà la prima in linea del Giro del Friuli. Ieri sera com'è andata e oggi cosa ti aspetta? Ieri mi pare bene, no? C'è stato anche grande entusiasmo per questa novità sulla quale abbiamo lavorato diversi anni per ottenere i permessi anche dalla struttura tecnica per poterla fare. Per cui sono soddisfatto di questo perché l'idea era nata ancora 3 anni fa e piano piano, grazie anche all'aiuto del presidente federale Di Rocco, siamo riusciti a metterla in cantiere. Ho visto uno spettacolo che è andato via via crescendo ieri, che ha entusiasmato tutti, non ultimo il cronista, lo speaker. Per cui tutto sommato bene. Abbiamo avuto la fortuna che il tempo ha tenuto e sembra che tenga anche oggi. Oggi è una tappa dura come lo sarà quella di domani, per cui lo spettacolo è assicurato. Credo che in questi tempi vedere una macchina organizzativa di questo tipo sia motivo di grande soddisfazione per tutti noi, ma d'altra parte lo richiedono la sicurezza per i ragazzi e anche il motivo sociale che stiamo vivendo. Sicuramente è un grande lavoro che gli amici di Fontana Fredda hanno fatto. Credo sia giusto ringraziare tutti gli sponsor, tutti quei comuni che ci ospiteranno sia come partenze che come arrivi, ma credo sia anche importante segnalare che già a marzo la Regione aveva detto noi ci saremo, per cui questo è stato un motivo sicuramente che ha dato sicurezza e fiducia agli organizzatori e pian piano abbiamo visto che si sono adoperati per mettere da vicino tutto quello che serviva, per cui anche alla Regione va dato un sentito grazie perché se siamo qui sicuramente la Regione ha fatto come di consuetudine ormai la sua parte, per cui un grazie a tutti, gli auguri agli atleti li abbiamo fatti, c'è uno notevole spessore tecnico in gara, per cui mi aspetto una bella gara sia oggi che domani. I percorsi si prestano,
per cui auguriamoci questa sera e domani di poter commentare delle belle giornate di gara. Grazie Bruno, grazie mille. Grazie a voi. Guarda che le là. E chi ha a godersi lo spettacolo. Assolutamente. Guardate, oggi è una giornata veramente incredibile, parte la seconda tappa del Giro del Friuli, credo dalla società ciclistica di Fontana Fredda, qua parte proprio dal tempio del ciclismo del Friuli Venezia Giulia, perché il velodromo Ottavio Botecchia è il tempio del Friuli Venezia Giulia, è un velodromo eccezionale, una corsa eccezionale. Abbiamo anche il tempo che ci aiuta, almeno per il momento, e dunque penso che guardando questi ragazzi, queste sportive, veramente pensiamo che sarà una grande giornata di sport questa tappa fino a Cimolai, e dopo domani ci sarà una. Dunque grande ciclismo a Pordenone grazie a questa nostra idea di aver riconsegnato il velodromo Botecchia al mondo ciclista. Mi metto qui dentro. Sì. Sì, è stata una novità così che abbiamo voluto introdurre quest'anno in questa edizione particolare del Giro del Friuli, anche per condividere quello che la nostra federazione dice della multidisciplinarità, in collaborazione col Comune di Pordenone e gli amici della pista e il consiglio anche appunto degli amici della pista. Abbiamo voluto così creare questa tappa particolare, ma è piaciuta, tecnicamente valida, ha fatto già differenze di tempi, di conseguenza non è stata una passeggiata, però è una bella idea che è piaciuta, insomma. Prologo interessante di altre due tappe che ci aspettano domani e dopodomani. E la tappa di Cimolais come la presenti? Ma non è una tappa dura, perché non ci sono grandi salite, però interessante e vedere una bella lotta, insomma. La conclusione a San Daniele poi credo che sarà uno spettacolo, perché l'arrivo sulla salita del Macello vedremo delle belle, credo. Oh, no.
Bene, sono partiti i ragazzi nella seconda tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia Juniores 2020, la 18ª edizione. Una seconda tappa che è la prima in linea. Si è partiti dal velodromo Bottecchia di Pordenone e si arriverà a Cimolais, quindi in montagna, 115 km, si arriva in quota a oltre 600 metri. Andremo adesso a sentire quello che ha detto il presidente del comitato regionale della Federciclismo Stefano Bandolin ieri sera alla termine della crono squadre, che valeva come prologo, e poi una sigletta. Noi ci risentiamo in diretta attorno alle 13:45-14 da Cimolais. Ci vediamo dopo. È stato uno spettacolo nel segno della multidisciplina, oggi qui in pista al velodromo Bottecchia, domani con arrivo Cimolais, domenica toccheremo San Daniele, quindi andiamo anche dal punto di vista turistico, tocchiamo 3 perle della nostra regione. Corridori provenienti da tutta Italia per una ripartenza post-Covid che sicuramente è di altissimo livello. Un ringraziamento e un complimento va fatto sicuramente a Gilberto Pittarella e a tutta la società ciclistica Fontana Fredda. E approfittiamo anche per lanciare i campionati italiani giovanili su pista a San Giovanni, sempre qui in Friuli Venezia Giulia. Sì, domani ci sono gli ultimi ritocchi a un avvenimento che ormai è da un anno che tutti attendiamo, che tu stai lavorando molto bene e voglio ringraziarti. Aspettiamo e speriamo nel meteo a questo punto. L'unica cosa che potrebbe darci contro, il resto è tutto pronto e sarà un bel campionato italiano.